Con l'ingresso del consorzio Parco Turistico di Cavallino Tre Porti in Venice Sands, il progetto si completa andando così a rappresentare sotto un unico e più forte brand tutte le località balneari della costa veneta. È un passaggio assolutamente obbligato. Siamo arrivati leggermente in ritardo semplicemente perché c'erano già degli accordi in atto che riguardavano la promozione, però abbiamo creduto fortemente in questo progetto anche da quando è nato. Infatti avevamo già cominciato a collaborare lo scorso anno per finire poi a concretizzare quest'anno con la partecipazione del Consorzio Parco Turistico di Cavallino Tre Porti. È una cosa comunque su cui crediamo fortemente, perché una comunicazione coordinata è una comunicazione vincente e questa è l'unica strada. Una cosa che da subito abbiamo capito è che le identità comunque delle singole località vengono valorizzate e anzi forse emergono maggiormente, quindi spiccano le individualità e le caratteristiche delle singole destinazioni. Uno dei vantaggi più evidenti dell'ambizioso progetto, unico in Italia, è infatti proprio quello di mettere in sinergia le diverse località per produrre progetti di promozione turistica in Italia e all'estero in modo unitario, comprendendo anche partner istituzionali sotto un'unica immagine e un unico indirizzo, in modo da rappresentare al meglio quel patrimonio turistico senza uguali della costa veneta, capace di far registrare 25 milioni di presenze turistiche. Credo che questo sia un ulteriore tassello che mettiamo per vendere un prodotto, ma soprattutto per vendere un'eccellenza. Qua Cavallino poi non ha bisogno di altre parole se non vedere le immagini. Insomma, quando uno vede l'immagine capisce il perché del patrimonio dell'UNESCO della laguna di Venezia, capisce il perché del litorale, capisce il perché di servizi all'avanguardia, insomma, e perché ci siano milioni e milioni di cittadini ospiti turisti che arrivano ogni anno a Cavallino. Oggi diamo un ulteriore tassello e quindi alziamo ancora di più quella che è l'offerta turistica e la mettiamo in rete assieme ai colleghi, appunto sindaci e amici del litorale, proprio per vendere un brand che è attorno a Venezia ma che è assolutamente favoloso.